qua, siamo all'Agape di Napoli del Ducato di Vini Friulani, quelli che discuteranno nella celebre trattoria, ristorante, osteria da Toni, che celebra tutte e tre le coniugazioni dell'identità friulana. Naturalmente adesso parleremo con il Duca Alessandro I e con il Conte di Roma per capire il significato di questa Agape, dove tutti i nobili friulani dei vini si ritrovano ogni Natale, non solo per gli auguri ma anche per celebrare l'identità del Friuli. Eccoci qui, siamo con il Duca Alessandro I del Ducato dei Vini di Udine, che è un ducato a livello regionale, ormai possiamo dire mondiale, no Duca? Beh, sì, in realtà abbiamo sedi che si chiamano contee un po' sparse in tutti i 5 continenti. Il Ducato è da 50 anni che sostiene e promuove la viticoltura friulana, ora diciamo ancora meglio l'enogastronomia del Friuli Venezia Giulia. Ecco, oggi siamo all'Agape di Natale, praticamente è un punto di riferimento insostituibile ormai nella tradizione friulana e soprattutto appunto nell'enologia friulana, ma anche della difesa del territorio e della cultura dell'identità. Ormai il Ducato dei Vini si distingue anche e soprattutto per questo. Assolutamente sì, noi fra i nostri scopi c'è appunto quello di promuovere il territorio e con esso promuovere la storia, la cultura, le tradizioni, il paesaggio e ovviamente l'enogastronomia della nostra splendida regione. Ecco, facendo gli auguri di fine anno, naturalmente di buon Natale a tutti, quali saranno i propositi per il prossimo anno? Ma continuare sulla nostra strada, abbiamo in mente una difesa che faremo strenuamente su un vino iconico della nostra regione che è la ribolla gialla. Molti la stanno copiando, ma si dimentica spesso e volentieri che il vitigno e la ribolla gialla sono un prodotto nato in Friuli Venezia Giulia. E di questa origine noi vogliamo essere testimoni, vogliamo salvaguardare questa nostra peculiarità. Ecco, quindi va a difesa del vino in sé, del vitigno in sé, ma anche della cultura friulana, della nostra identità, che è primaria qui in regione e soprattutto in Friuli. Assolutamente sì. Bene, grazie ancora una volta, naturalmente tanti auguri al Ducato dei Vini. Altrettanto a voi tutti, grazie. Ma a Roma noi come friulani cerchiamo di non perdere quelle che sono le tradizioni della nostra regione, della piccola patria. E infatti nelle famiglie friulane, quelle di tradizione, si mangia la brovada, si mangia il muset, che sono assolutamente cibi tipicamente friulani. Ogni tanto si taglia un po' di prosciutto, un po' di salame per ricordare quelle che sono le nostre patrie origini. Ecco perché di fatto oggi essere qui insieme agli amici mi porta e mi riporta in quella che è la grande tradizione della cucina friulana. Oggi siamo a Gradiscutta, sono venuto apposta da Roma per fare un saluto e un augurio agli amici che ogni anno ripetono questo momento di grande convivio, che non è solo convivio ma è un momento di scambio culturale. Ecco, qual è il significato del Conte di Roma qui all'Agape friulana? Perché l'Agape, diciamo così, di Natale è tradizionale e rimarca un po' la cultura del territorio. Ecco, quello che noi abbiamo e facciamo come contea e come ducato è proprio la produzione, o meglio, invitare coloro che ci stanno attorno, soprattutto anche la gente che sta a Roma, a quella che è l'attenzione alla enogastronomia, che è cultura. Non è solo mangiare e bere, ma è cultura, che si tramanda da tanti anni in quelle che sono state le culture dei sotans, cioè dei contadini, che poi sono cresciuti e lo hanno portato in giro per il mondo. Non a caso, contea, ducato e fogolars. Questo è un innesto, è una trinità, posso usare questo termine, che mette in condizione di far sì che il Friuli sia veramente un dono alla spiritualità del singolo cittadino e del singolo friulano. Bene, grazie e tanti auguri naturalmente per il Conte di Roma che rappresenta il Friuli in quel della capitale. Auguri a tutti.